Ciao a tutti. Oggi vorrei parlarvi di del dualismo, cioè un'arma che hanno le oligarchie per disunirci, eh, per sfasciare un eventuale fronte comune. Allora, vediamo cosa dice il dizionario De Mauro, che è uno dei dizionari online che preferisco. Dualismo, concezione filosofico-religiosa che considera la realtà dipendente da due principi opposti. Oppure coesistenza di due principi o elementi tra loro contrastanti. Contrasto, dissidio tra forze opposte. Esistenza di due entità totemiche contrapposte e complementari, con profondi influssi anche sull'organizzazione sociale. Coesistenza in una stessa situazione storica di due diversi poteri, specificatamente di quello istituzionale e di quello rappresentato da un movimento di opposizione. E allora, vediamo un po' di capire cos'è questo benedetto dualismo e perché bisognerebbe limitarne la potenza distruttrice e disgregatrice. Il drammaturgo spagnolo Alfonso Sastre racconta dei dissidi tra due fanciulle per il possesso di una bambola abbandonata. Una bimba, questo, mm, questo, questo racconto è stato messo in scena dal teatro Fue de Gesto di Villassorra con il titolo La bambola abbandonata. È stato portato nelle scuole, ha avuto grande successo perché il messaggio che manda è molto importante. Una bimba ricca e viziata, stanca della sua bambola vecchia e sgualcita, se ne sbarazzò. La bambola venne trovata da una bimba povera che si impegnò a ricucire strappi e levare macchie. La rese bella come quando era nuova. La bimba viziata, vedendo che la bambola era rinata a nuova vita, la rivolle per sé. Nacquero dei violenti contrasti tra le due fanciulle, ciascuna ne rivendicava il possesso. Fu chiamato a dirimere la questione niente meno che Salomone, che, dopo aver ascoltato le due versioni, dispose una prova per assegnare definitivamente l'oggetto del contendere. Prendete tra le braccia la bambola e tirate verso di voi. Chi avrà la forza di impossessarsene sarà la legittima proprietaria. La bimba viziata tirò con forza, ma non incontrò nessuna resistenza. La bimba povera aveva rinunciato alla bambola per non farle del male. Salomone saggiamente dispose che la bambola fosse assegnata a chi aveva dimostrato di amarla, cioè alla bimba povera. Mi viene spontaneo fare una trasposizione passando alla situazione della mia terra. Tutti cercano di imporre i loro punti di vista, ma pochi fanno azioni intelligenti per la liberazione della nazione sarda. E così vediamo i partiti indipendentisti azzuffarsi tra loro per il predominio tramite illusori consensi elettorali. E così vediamo due o tre movimenti di liberazione con la stessa intestazione reclamare per se stessi il diritto a rappresentare in maniera esclusiva la nazione sarda. Lungi da me
Il voler incorrere in lesa maestà mi sembra di vedere continuamente eccellenze dello stesso campo azzuffarsi in maniera crudele, che invece di cercare un punto di contatto, come è normale che sia, si impegnano in discussioni di carattere personalistico che non fanno bene alla Sardegna. E così vediamo che si discute ancora se sia meglio il logudorese o il campidanese, come se esse non fossero la stessa lingua. E così vediamo che a causa di questi dualismi la gente sceglie di votare e inopinatamente sceglie di votare per il colonizzatore. Mi chiedo se usciremo mai dalle invisibili sabbie mobili che ci ha costruito il potere. Mi chiedo se qualcuno abbia la forza e il coraggio di venire incontro alle tesi del proprio pseudo-antagonista, rinunciando almeno in parte alle sue certezze, ben sapendo che l'unico antagonista è lo Stato italiano, supportato egregiamente dai cuculi delle fetenzie. Il dualismo, sebbene sarebbe inutile ribadirlo, ma lo ribadiamo ugualmente, è uno strumento in mani fetenti per impedire unioni e sinergie popolari. Virgolettato, dividendo la gente la invogliamo a disperdere le proprie energie in lotte per noi di nessuna importanza, ed è estrapolato dal manifesto dei banchieri americani del 1892. Meditate gente se non è troppo disturbo. Sempre da Iolao 77, il balcone privilegiato, piano Allendulles. Scusate, quello che non si è capito è che forse non si vuole capire è che gli scontenti siamo in numero esorbitante, quindi necessariamente variegato. Si può e si deve parlare di tutto, dei bisogni impellenti in divenire della gente, ma anche e soprattutto di mondializzazione, globalizzazione, fetenzione, dominazione mediatica, del ruolo che ricopre l'ONU e dell'OMS, delle truffe farmaceutiche che cercano di oscurare le antiche pratiche mediche dei nostri avi, del fatto che le monete sono private e che i governi ubbidiscono non al premier di facciata ma all'amministratore delegato da Fetenzion. Gli scontenti siamo così tanti che esiste chi recepisce solo il quotidiano e chi, avendo studiato il piano Dulles, vede la situazione da un balcone privilegiato. Ecco il punto focale per capire i cambiamenti imposti dal supposto onnipotente direttore dei lavori di questo disastrato pianeta. Pianeta che senza l'invadenza dei fetenti diventerebbe in breve tempo il pianeta delle ridondanze. Per capire meglio dove le oligarchie stanno indirizzando le mandrie umane, presumiamo che la destinazione sia il mattatoio, è indispensabile almeno una infarinatura riguardo al piano Dulles, che questo sito ha abbondantemente trattato nei seguenti articoli. La matrice, tutte le aberrazioni, panchine rosse ricoperte di mimose, dissertazioni su quei disumani che si fanno chiamare elite, il mondo dello spettacolo è finanziato dalle oligarchie, ci caschiamo sempre, agli italiani piace parlare. Allen Dulles, la teoria Allen Dulles. Bene, passiamo al nocciolo della questione, la teoria Allen Dulles.
su YouTube c'è un ultimo video che spiega per immagini, ma anche per parole, eh, il succo della teoria Allen Dulles. Vedete però, l'autore mi sembra che si chiama Francesco Coraccino su YouTube e, e tratta proprio del piano Dulles. Per quanto mi riguarda la descrivo così. Il fine è sempre lo stesso: disintegrare per dominare, dividere per governare, suggerire aberrazioni per farci capire che noi mai potremo essere al loro livello culturale. È una classe ignorante, si sa, è meglio che non prenda decisioni. Un popolo pervertito, costumi lascivi, dominazione mediatica, finanziaria, culturale, politica, economica. Ecco a cosa mirano: a convincerci che noi, la gente, siamo paragonabili alla spazzatura. Loro sono le elite e devono gestire tutto. Noi, secondo loro, noi non ne saremmo capaci. Inventano termini, neologismi che fanno comodo solo a loro. Noi dovremmo fare altrettanto per dimostrare che la feccia del genere umano sono loro e non noi. Allen Dulles ha preconizzato la dominazione culturale sul popolino. Hanno tutto: canali di informazione, denari a dismisura, possono comprare quasi chiunque. Eserciti, governi, satelliti, polizie, giornali, TV, la rete, le comunicazioni reali e virtuali, le industrie sono loro, le produzioni massive, le magistrature. Hanno inventato per disgregarci le ideologie, gli ideologismi e le simbologie e anche la numerologia. Hanno inventato il denaro e le banche, nuovo strumento di dominazione globale, strumenti di schiavizzazione. Hanno inventato l'internazionalismo, da cui è nata la globalizzazione, roba loro anch'essa. Le multinazionali, che invenzione innaturale. Il cinema, ah, che gran strumento di condizionamento. Attraverso di esso vengono esplicitate tutte le aberrazioni che la gente è capace di compiere: rubare, uccidere, scadere nei costumi, corrompere. La gente è capace di essere razzista, ma quando mai? Loro rubano e lo fanno in grande. L'Italietta consegna loro 93 miliardi di euro ogni anno per ricevere in prestito una moneta privata che dovrebbe essere pubblica. Loro uccidono, anzi, loro genocidano, c'è una bella differenza. Uccidere è limitativo per loro. Loro sterminano, hanno pianificato la riduzione della popolazione mondiale a 500 milioni di individui. Loro, satanisti convinti, sono l'apoteosi dello scadimento dei costumi. Loro sono la distruzione dell'etica. Loro corrompono tutti i centri di potere da loro stessi istituiti. Corrompono se stessi, che geniale invenzione. La parola razzista la hanno inventata loro e ci accusano di essere razzisti noi, perché difendiamo le nostre genti, perché vorremmo che il percorso storico e sociale di popolazioni arretrate, altro termine loro, si compisse nella naturalità assoluta. Ogni popolo deve trovare da sé la sua strada, non deve subire imposizioni culturali che si rivelerebbero fittizie e temporanee.
liberare per consegnare il nostro fallace modello di società. Ma che scherziamo, liberare per imporre le nostre meschinità di una società senza fondamento filosofico, assurdo. Io la chiamo prevaricazione. Missionarismi spesso accompagnati, la storia lo conferma, da assurde pratiche di svilimento culturale. I barconi di disperati li hanno inventati loro con le loro guerre per disperdere popolazioni che impedirebbero loro lo sfruttamento di territori ricchi di materie prime. Creare problemi in Africa per creare problemi in Europa. Ci informano continuamente che la gente, oltre che stupida, è anche violenta. Sulle loro TV passano continuamente le aberrazioni di una mamma che ha ucciso il proprio bimbo e restano mesi se non anni parlando dello stesso argomento. La gente, secondo loro, deve rendersi conto che in confronto a loro è merda. Loro invece sono i salvatori del mondo, salvo inquinare, disboscare, stuprare culture ed etnie, plagiare e sottomettere. Mi dispiace per voi, Elite, a noi la teoria Dulles ci fa un baffo. A noi, a molti, ma non a tutti. E ripetono come un mantra, non ci sono soldi, sottolineando che non ci sono soldi per la gente. I denari, strumento che dovrebbe favorire il benessere e la circolazione delle merci usate come strumento di creazione del debito, mezzo per rendere schiavi interi popoli. Ormai è tutto loro, persino le nostre case, i nostri figli. Oh bella, ma i nostri figli appartengono a se stessi. E se la cultura e la scuola fossero diverse, essi troverebbero le motivazioni per non riconoscere la loro cultura, il loro pensiero, la loro moneta e la loro innaturalità. Perché il diritto universale, il diritto divino è insito dentro di noi, non servono forzature per renderlo noto. Loro sono meccanicisti e macchinosi. Le loro idee di gestione del pianeta ridicolo e sostanzialmente cretine. La naturalità vince sempre a lungo andare. Sta per terminare il loro dominio. Sta per terminare il dominio di Satana. Accorpare per meglio dominare. L'Europa è un esempio lampante. Solo i ciechi totali non se ne sono ancora accorti. Democrazia di un continente, mai affermazione è stata più falsa. Altra loro genialata è stata voler unire i vari popoli italici in un'unica nazione. Il popolo italiano non esiste, esistono e si dovranno autodeterminare molti popoli dello stivale e delle isole. Elite, elite, noi non le chiamiamo elite, le chiamiamo fettenzie, ma usiamo questo termine elite. Il vostro tempo sta per scadere e ce ne accorgiamo da una lapaliziana constatazione. Voi avete sempre lavorato senza l'assillo del tempo. Avete pianificato le vostre miserie su tempi lunghissimi. Com'è che adesso vi prende la frenesia di istituire in fretta la peggiore struttura della storia, il nuovo ordine mondiale? Avete capito che il tempo non vi basta, che non si può andare contro logica. Il vostro progetto è fallito. Avete il contratto in scadenza e la scadenza è vicinissima. Un'ultima cosa e concludo. Sappiate che abbiamo scoperto la truffa delle elezioni, la truffa della democrazia delegativa inventata da voi. Sappiate che il giochino termina qui. Da ora in poi la gente si riunisce in assemblee sovrane di contrada e sceglie direttamente chi si dovrà occupare del bene comune. Dite addio al nuovo ordine mondiale, il vertice della piramide non verrà mai costruito.
ultimo contributo, ancora sul dualismo. Abbiamo iniziato col dualismo e terminiamo col dualismo. Continuo a leggere. Allora, che le fettenzie siano, oltre che criminali, anche dotate di stupidità immensa è un dato di fatto inequivocabile. Diversamente non compirebbero le azioni spregevoli che sono agli occhi di tutti, almeno di quelli che oltre a guardare vedono. Mi viene da pensare di contro che anche la gente, intellettuali di rango compresi, e lo ribadisco, intellettuali di rango compresi, siano forniti di una buona dose di cretinaggine. L'eterna legge che mette in atto il potere si perpetra all'infinito. La storia scorre, ma non lascia insegnamenti. La storia scorre, ma non lascia insegnamenti, perché non la vediamo, non capiamo gli avvenimenti da chi li ha creati e il risultato che portano. E i risultati sono questi. Donne contro uomini, neri contro bianchi, musulmani contro cristiani, sinistra contro destra, giù, su, di lato, in alto, giù, oscillare sempre. Omologati di sistema contro movimenti di liberazione, indipendentisti contro patrioti, votanti contro disubbidienti. Mi viene da pensare che se il dualismo impera è solo per due motivi: mancanza di cultura o serachimini. Lingua sarda scritta contro lingua sarda orale, ma quando mai? Giudicale contro limba, ma quando mai? Logudorese contro campidanese. Boia. Scavare o non scavare? Autonomismo contro libertà, chiedere o lottare? L'eterna prassi della democrazia delegativa ha fatto vittime persino tra i migliori cervelli. Minacce di morte o sfide a improbabili duelli. Alti contro bassi, biondi contro bruni, vegani contro onnivori, sani contro malati, pazienti contro clienti. A separare la gente ci pensa la televisione, inventando termini tipo razzismo, omofobia, femminicidio, democrazia e partiti, distorcendo la realtà, prediligendo sempre le stesse teorie, quelle che affermano, come insegna la teoria Dulles, che la gente è meschina e non può governare. Non mi stupirei che le fettenzie che sempre manipolano la storia e la gente affermassero tramite la televisione che gli americani hanno sganciato bombe convenzionali su Nagasaki e incidentalmente hanno colpito la bomba atomica giapponese, o che in Vietnam, come direbbe una mia amica, abbia incidentalmente colpito depositi di napalm. Niente di strano. La gente è così disunita e plagiata che crederebbe a qualunque panzana. Lasciatemi dire che la gente che combatte contro se stessa, poliziotti contro manifestanti, burocrati contro povera gente, oltre che ridicola, è anche profondamente e irrimediabilmente stupida. Anche stavolta non ho derogato al mio compito di essere orrendamente antipatico. Fatevene una ragione anche per l'avvenire. E mi raccomando, pagate le tasse e andate a votare. Ah, dimenticavo di raccomandare l'uso di mascherine durante le finte pandemie. Ciao a tutti, ciao a tutti.